Caro Marco, è tuo fratello che ti scrive. La notizia che sto per darti non è delle migliori. Purtroppo il dottore ha confermato che per la mamma non c'è più niente da fare. Le resta solo poco tempo da vivere. Vorrebbe solo che l'ultimo suo desiderio si avverasse. Di abbracciare il figlio che a causa della distanza dove è detenuto non ha più potuto vedere. Mentre sto leggendo questa lettera, din dall'occhio mi scende una lacrima. Oh frate mio mi avvisa che ci sta mamma, che sta malamente, che ci posso fare. Ci fatto insieme all'avvocato mio, mille tentativi per m'avvicinare. A Favignana mi trova 6 anni e a mamma mia che non so più forente. Manca quel luogo perché a lontananza la vecchiarella mi voglia abbracciare. L'ultima volta mi voglio abbracciare, l'ultima volta se ci volesse dare, nato con l'uomo perché mi ha creato, ma da vita mi manca papà. L'ultima ragazza cercando a Gesù, solo in istante insieme a mamma mia, che mi cresciuto ma conosco bene, e la gente soltanto soffrire. Ma perché sta carcerata, non te ne considerate, se la manisce una sacante, solo io se non può che l'impresa. L'ultima volta mi voglio abbracciare, l'ultima volta se ci volesse dare, nato con l'uomo perché mi ha cresciuto, ma manca mamma. L'avvocato ieri m'ha avvisato che sul trasferimento è pronto già. Destinazione Bicocca Catania, con un colloquio d'urgenza a Gesù. Tu sopra canne ferma che su tempo, a vecchiarella mi voglio abbracciare. L'ultima volta mi voglio abbracciare, l'ultima volta se ci volesse dare, nato con l'uomo perché mi ha creato, ma da vita mi manca mamma. L'ultima ragazza cercando a Gesù, solo in istante insieme a mamma mia, che mi ha cresciuto ma conosco bene, e la gente soltanto soffrire. Ma perché sta carcerata, non te ne considerate, se la manisce una sacante, solo io se non può che l'impresa. L'ultima volta mi voglio abbracciare, l'ultima volta se ci volesse dare, nato con l'uomo perché mi ha creato, ma manca mamma. Quanta collera c'è ci saputerà. Che la vecchiarella che sta ancora a mi aspettare. Ricordo sempre quando in te con loro mi riceve. Fate coraggio figlio mio, fate coraggio che ti sto aspettando a casa. E mentre leggo questa lettera mi viene quasi a piangere. Fabiani, forza, il trasferimento è pronto.